Corsa a due per il Partito Democratico del Veneto. Entro oggi le candidature per la segreteria regionale dei Democratici. Il duello si combatterà tra il consigliere in comune a Treviso Giovanni Tonella e il sindaco di Noventa a Padovana Alessandro Luigi Bisato. Sindaco renziano quest'ultimo, rieletto lo scorso anno con percentuali bulgare, il candidato della maggioranza Dem, al quale è andato sul fil di lana la di loro benedizione anche Laura Puppato e Giorgio Santini. Finché non è arrivato lui, l'outsider Giovanni Tonella, trevigiano, sostenuto dai giovani turchi di Orfini Orlando e dalla minoranza del partito che fa capo a Zoggia e Zanonato, il quale vuole rompere l'immobilismo democratico, riportare il partito tra la gente, insomma uno che si presenta come il segretario di servizio. Sono un candidato di servizio. In questo momento su di me c'è una parte della maggioranza, come c'è anche la convergenza della minoranza, ma sono un candidato trasversale. Ma un po' più a sinistra e autonomista, un candidato che vuole slegare i democratici dalle briglie romane. E sono anche un candidato che pensa che dobbiamo uscire dalle logiche romane, ma dobbiamo soprattutto partire dal territorio. E quindi vorrei dare valore all'autonomia del Partito Veneto. Via il pressing romano, via il vecchio modo di fare politica tra i democratici, via i soliti notabili. Il Partito Democratico del Veneto, dopo un anno e mezzo di immobilismo, ha la necessità di ripartire e il popolo della sinistra, del centrosinistra, si riappropri di questo partito che è un ostaggio di un notabilato che a mio giudizio ha prodotto zero in questo anno e mezzo. L'ala bersaniana potrebbe convergere su di lui e allora il Veneto diventerebbe il laboratorio alla nuova scalata al partito che prepara il dopo Renzi. Elezioni primarie il 19 marzo.